Buongiorno, i titoli. Condannata a 30 anni Martina Patti, la madre della piccola Elena uccisa 2 anni fa a Mascalucia dopo l'omicidio, finse il rapimento della bambina. Villa Abate saluta Aurora, morta a 3 anni in un incidente, indagati per omicidio stradale i 2 genitori. I vulcani danno tregua, ma a Catania è sempre emergenza cenere, a Stromboli gli imprenditori temono ricadute economiche. Calci, pugni e bottiglie rotte per non pagare il conto. Palermo violenta nel centro della Movida, 2 persone arrestate, cresce l'allarme sicurezza. Taormina Film Festival con Verdone e De Sica sul palco del Teatro Antico per la serata speciale dei Nastri d'Argento. Calciomercato, 3 gli innesti in arrivo al Palermo, il Catania prende Di Gennaro dalla Carrarese, il giovane portiere Tirelli, mentre il Trapani vicinissimo a Ciotti. Buongiorno, benvenute e benvenuti. 30 anni di carcere per Martina Patti, la mamma che uccise la figlia Elena di 5 anni 2 anni fa a Mascalucia nel Catanese. La donna finse un rapimento e poi confessò il delitto. La piccola avrebbe compiuto 7 anni. Orazio Longo. Martina Patti ha confessato il delitto della figlia Elena di 5 anni, ma non ha mai spiegato il movente. Alla fine del dibattimento, la prima corte d'assise di Catania l'ha condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio avvenuto il 13 giugno del 2022. La donna uccise la figlia con diverse coltellate al collo e alla schiena e poi la seppellì all'interno di 5 sacchi neri in un campo vicino casa a Mascalucia. Dopo 2 ore di Camera di Consiglio sono state accolte le richieste del procuratore aggiunto e del pubblico ministero, che avevano sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della confessione della collaborazione dell'imputata, della sua giovane età, equivalenti alle aggravanti contestate. L'accusa è di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. Per Martina Patti i difensori avevano chiesto invece l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere e hanno annunciato di voler ricorrere in appello. Difficile comprendere questo delitto che nasce con la messa in scena di un rapimento per poi svelare tutto l'orrore possibile. La sera prima di essere uccisa Elena dorme dai nonni paterni. La mattina dopo la zia l'accompagna all'asilo e la madre la va a prendere e torna a casa. Poi esce nuovamente con l'auto per creare un diversivo e ritorna nell'abitazione. È in quel lasso di tempo che avviene il delitto, tra l'abitazione e il terreno abbandonato a 600 metri di distanza, dove la madre seppellisce il corpicino con una pala e un piccone che teneva in giardino. Tutto si offusca nella confessione della donna, ma per gli investigatori il movente potrebbe essere la gelosia nei confronti dell'attuale convivente dell'ex compagno. Rancore che cresceva per l'affetto che Elena mostrava nei confronti della nuova compagna del papà. Palloncini e magliette bianche con la foto della bambina. Villa Abate ha salutato la piccola Aurora, la bambina morta nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Natta. Rimangono indagati il padre e la madre per omicidio stradale. Manlio Viola. Solo dolore nella giornata di lutto cittadino a Villa Abate, piccolo centro alle porte di Palermo, che questa mattina ha tributato l'ultimo saluto alla piccola Aurora, la vittima innocente dell'incidente di via Nitta proprio a Villa Abate, avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi. Fuochi d'artificio, palloncini e magliette bianche con la foto della bambina stampata per accompagnare la bara bianca anch'essa dalla casa della famiglia fino alla parrocchia di Sant'Agata. Aurora ci guarda, ci custodisce con il suo sguardo particolare, ha detto Don Fabrizio Moscato durante la funzione religiosa. Uno sguardo che era con degli occhi azzurri come il cielo e che oggi è diventato il cielo, ha aggiunto il sacerdote. In chiesa anche le maestre d'asilo della bambina che ne hanno ricordato il sorriso, l'esuberanza, la curiosità. Aveva una vita davanti ed invece si è tragicamente interrotta su una strada. Non c'è spazio per le domande sull'accaduto, ma soltanto per il dolore oggi. Piangono papà Rosario e mamma Cetti, i fratelli, piangono i nonni, gli amici, i parenti. La bara è stata accompagnata da un lungo corteo a cui ha preso parte tanta gente del posto rimasta sconvolta dalla tragedia. Oggi è il giorno del dolore, ha ribadito la zia della piccola Aurora, consigliere comunale a Villa Abate. Per la morte della bambina sono comunque indagati sia il padre che la madre e gli investigatori devono ancora ricostruire i fatti che restano circondati da un alone di incertezza, così come si aspettano notizie dell'autopsia, rispetto alla quale nulla è trapelato.
Ed è stato fermato e sottoposto al fermo di polizia l'uomo che ieri ha appiccato il fuoco in una palazzina di via Cacciatori a Vittoria. Ad appiccare il rogo sarebbe stato un ex fidanzato lasciato da una donna. L'uomo, che ha 28 anni, è stato identificato grazie alle telecamere della zona. All'ultimo piano dell'edificio si trovava anche una donna che proprio per il fumo e le fiamme nella tromba delle scale non riusciva a uscire. Il dirigente del commissariato Giovanni Di Giacomo è entrato ed è riuscito a trarla in salvo insieme ai vigili del fuoco tramite una scala appunto esterna. E c'è un'altra notizia: la polizia di Agrigento ha arrestato 2 scafisti, rispettivamente di nazionalità egiziana e siriana, sbarcati a Lampedusa lo scorso 7 luglio. Sono entrambi accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Durante quel viaggio 3 migranti di nazionalità egiziana e bengalese sono morti, 2 dei quali dispersi durante la navigazione e 1 egiziano recuperato in mare. Altri 43 migranti sono stati soccorsi sulle coste dell'isola. Voltiamo pagina, l'Etna si acqueta ma resta l'emergenza Cenere. Lento il ritorno alla normalità a Catania. Il consorzio GEMA annuncia l'apertura domenicale dell'isola ecologica di Picanello. Tonino De Mana. La priorità sono le strade verso ospedali, stazioni, grandi assi viari di collegamento, centro storico e zone commerciali. L'attualità è quella che bisogna recuperare il terreno perduto, perché la cenere lavica è depositata su Catania da ben 8 giorni, con cittadini ed amministratori locali sull'orlo di una crisi di nervi. Snervante attesa per rimuovere tonnellate di sabbia vulcanica che sta mettendo a repentaglio la salute dei catanesi, alle prese con strade pericolose. Negli ospedali sono tanti gli accessi per cadute causate da cenere, per non parlare del pulviscolo che viene respirato. Anche per questo le ditte che si occupano della pulizia sono costrette a rispettare orari e protocolli, come conferma Fabrizio Patania del consorzio GEMA. La gente è esasperata per via delle temperature e per via del sollevamento delle polveri. È chiaro che è una situazione di emergenza estremamente grave che da decenni non si verificava, soprattutto nella parte centrale della città. Ci sono molteplici criticità legate soprattutto all'orario di intervento. È possibile solo intervenire la notte in una fascia oraria tra mezzanotte e le 6. Macchina organizzativa che deve essere ancora rodata. Ieri abbiamo documentato le difficoltà al centro di raccolta comunale di Picanello, con gli addetti al servizio costretti a rispedire al mittente i cittadini che portavano sacchi di cenere lavica. Dopo il nostro servizio qualcosa si muove. Adesso abbiamo liberato le casse scarrabili, abbiamo disponibilità e programmato un servizio che prevede anche probabilmente l'apertura domenicale. Sullo sfondo l'immancabile inciviltà, con decine di sacchetti che continuano ad essere riversati davanti ai cancelli nelle ore di chiusura dell'isola ecologica. Sull'altro vulcano, lo Stromboli, anche lì è tregua, ferma la colata lavica, ma è allarme turismo, attività a rischio, chiusura e con riduzione di forza lavoro. Francesco Triolo. Stromboli ed Etna non sono direttamente collegati, a chiarirlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, rispondendo a chi si chiede se le eruzioni dei 2 vulcani siciliani negli stessi giorni siano frutto di qualcosa di più che una coincidenza. La situazione a Stromboli adesso si è tranquillizzata dopo l'esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri. La paura è stata tanta, anche se è durata lo spazio di 3 ore circa. I bagnanti sono stati fatti allontanare dalla spiaggia, così come i residenti nelle aree limitrofe al mare, indirizzati verso il centro di raccolta antistante la chiesa di San Vincenzo, ubicata in quota sicurezza tsunami. Qui in via precauzionale sono state distribuite mascherine per proteggersi dall'esalazione di gas e bottiglie d'acqua. Si è registrata qualche scena di panico con protagonista qualche vacanziere, subito comunque tranquillizzato dagli strombolani. In chiesa invece i volontari hanno intrattenuto i più piccoli. Contestualmente nelle isole di Panarea, Lipari, Saline e Vulcano è scattata l'allerta spiagge, ma non ci sono state evacuazioni, solo la presenza sui luoghi delle forze dell'ordine con il coinvolgimento dei titolari dei lidi e di altre strutture balneari. Allertati anche i tanti mezzi nautici pubblici e privati in navigazione in questo periodo del mare eoliano. Sono stati ripristinati intanto i divieti previsti nelle ordinanze che erano state allentate e bloccato l'accesso ai sentieri che portano a quota 100 a Stromboli e quota 90 a Ginostra. Restano momentaneamente ferme le mini crociere e la Capitaneria di Porto non ha modificato l'ordinanza relativa alla distanza obbligatoria di 300
400 metri dalla costa e 2 miglia dalla sciara del fuoco. Intanto sull'isola c'è grande fermento tra le attività turistico-ricettive che parlano apertamente di uno tsunami economico ed invitano il sindaco Riccardo Gulla a continuare nel percorso verso la normalizzazione intrapreso nei giorni scorsi con il via libera alle scalate e all'arrivo contingentato delle imbarcazioni da minicrociere da Sicilia e Calabria. Nell'isola infatti fioccano le disdette da parte dei turisti e già una struttura ricettiva ha chiuso i battenti per assenza di clienti con conseguente licenziamento del personale. Un trentenne di nazionalità indiana è stato arrestato dalla squadra mobile di Trapani. Su di lui era stato spiccato un mandato di cattura internazionale, accusato di aver fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi, estorsioni e omicidi. L'arresto è avvenuto in seguito ad una segnalazione dell'Interpol. L'indagato era giunto in Italia ad ottobre del 2023 e aveva richiesto la protezione internazionale fissando la propria dimora a Trapani. Una maxi rissa per non pagare il conto, calci, pugni, bottiglie rotte, 2 feriti in via Macheda a Palermo e cresce l'allarme sicurezza nella zona della Movida. Maglio Viola. Semplicemente non volevano pagare il conto al bar e visto che il presidio di polizia per la prima volta nelle ultime settimane non c'era in via Macheda ieri pomeriggio, hanno tentato di andarsene e quando sono stati affrontati dal proprietario è scattato il pestaggio. È stata ricostruita in mezza giornata la maxi rissa esplosa ieri pomeriggio in via Macheda a Palermo. Le manette sono scattate per 2 tunisini di 21 e 22 anni, mentre la denuncia a piede libero per 2 bengalesi di 37 e 36. La rissa ieri pomeriggio è finita con 2 feriti, uno lieve, mentre il titolare del bar ha avuto la peggio, è stato colpito con una bottiglia in testa ed è stato necessario soccorrerlo con un'ambulanza e portarlo al pronto soccorso per la medicazione. Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri. I 2 tunisini sono noti alle forze dell'ordine perché stazionano in via Fiume quasi tutto il giorno. Entrambi erano già stati coinvolti in un'altra rissa durante la quale un altro tunisino è stato pestato, quella volta da un gruppo di palermitani, nel corso di una spedizione punitiva finita con un 17enne in rianimazione. Risse che continuano a susseguirsi nella zona più a sud di via Macheda, più vicina alla stazione centrale. Una zona che per i palermitani è da considerare ormai terra di nessuno, di confronto continuo fra gruppi di palermitani ed extracomunitari di varie etnie. Un allarme sicurezza che si allarga dunque in città. Non solo le risse nei locali della Movida, ma adesso anche gli scontri fra bande di strada. Adesso a Catania, dopo le piante lasciate morire al boschetto della Playa, vi documentiamo un altro esempio di spreco di denaro pubblico, le nuove piante che dovevano rinverdire Viale Nitta a Librino. Tonino De Mana. Una spianata desertica dove lo sguardo si disperde e poi inesorabilmente si posa su decine e decine di piante che dovevano servire per riqualificare le spine verdi di Librino, ma che ora certificano l'ennesimo spreco di denaro pubblico con un progetto coperto da fondi europei, bruciato in pochi mesi. Dopo lo scempio al boschetto della Playa, con decine di piante morte o in agonia, sul Viale Nitta tra enormi palazzi non ci sono specie arboree in sofferenza, qui sono tutte morte. Non si è salvata una sola pianta. In mano in questo momento ho le plastiche che sono state utilizzate per proteggere le piccole piantine che in questo momento rischiano di degradarsi nel territorio emanando appunto microplastiche che inquinerebbero solamente l'ambiente. L'impianto di irrigazione non è mai entrato in funzione. A marzo la piantumazione, a luglio l'essiccazione. Abbiamo praticamente dato in pasto al caldo arido della stagione estiva migliaia di piante che potevano realmente servire per rimboschire quest'area. È combattivo Salvatore Iannone che punta il dito anche contro le associazioni ambientaliste cittadine. Mi chiedo dove sono le principali associazioni ambientaliste, si spendono tanto per Catania, il centro di Catania, Villa Bellini, non è anche questa Catania. A Librino, l'ennesima occasione persa. Adesso una breve pausa e poi vi racconteremo ancora di sbarchi che avvengono sulle nostre coste. Due piccole imbarcazioni con 21 migranti sono stati soccorsi durante la notte nelle acque antistanti a Lampedusa dalle motovedette della Guardia di Finanza della Capitaneria. A bordo 8 tunisini, fra cui una donna, salpati a loro dire da Gerba, 13 somali, egiziani e bengalesi che sono partiti da Svara in Libia. I 2 gruppi sono stati portati all'hotspot dove ci sono al momento 170
ospiti. E adesso andiamo a Taormina per il Taormina Film Fest, perché ci sono due cognati celebri, De Sica e Verdone, premiati ai Nastri d'Argento, che tornano appunto a Taormina per aprire la 70ª edizione del Film Fest. Riconoscimenti a importanti nomi della commedia italiana e una settimana di proiezioni e incontri. Eva Spampinato. La prima giornata del Taormina Film Festival si apre con il ritorno dei Nastri d'Argento al Teatro Antico e l'arrivo di due icone della commedia italiana, Carlo Verdone e Christian De Sica, uniti da sempre, prima da una grande amicizia che li ha portati ad essere compagni di banco al liceo e poi da una parentela che li ha trasformati in cognati. Grande rispetto e soprattutto abbiamo riso molto di noi stessi e ci siamo presi molto per il culo, e questa è stata la nostra formula di grande successo, sia tra noi due che tra me e mia moglie. I Nastri d'Argento premiano l'eccellenza della commedia italiana e il valore che essa rappresenta. È un farmaco antidepressivo. Anche se tu vai a prendere il cinema neorealista, dentro c'è sempre molta commedia, c'è anche molta ironia. Noi abbiamo continuato nella tradizione, però raccontando dei tic, delle fragilità, dei difetti diversi rispetto a quelli che raccontavano e rappresentavano i grandi colonnelli della risata, così venivano chiamati. Io ho cercato con un sacco bello di dare un po' una sterzata, ecco, quindi di uomini più fragili, più deboli, vittime in qualche modo della personalità delle donne, cosa che invece prima avveniva il contrario, erano loro che rimorchiavano le donne, quindi era un film molto al maschile, molto maschilista. Tutta quella commedia, oggi come oggi, col politicamente corretto dovrebbe essere presa e buttata al cestino. Io se dovessi fare un film di Natale oggi mi vado carcerato. Per entrambi il legame con Taormina è fortissimo. Il primo premio importante che ho preso l'ho preso lì, un Davide di Donatello con Sacco Bello, e mi ricordo che fu una serata veramente piena di emozioni. E io il primo Davide Donatello, che poi purtroppo me l'hanno rubato, perché allora i Davide Donatello li faceva Bulgari, quindi erano d'oro, come rivelazione dell'anno per un film che appunto si chiamava Giovannino, da un romanzo di Ercole Patti, ed è stato il mio primo Davide Donatello, vinto qui, è stato il primo premio importante come per lui. La 70ª edizione del festival, diretto da Marco Müller, prende il via ufficiale con un tocco di glamour e tante attese, tra cui l'arrivo in città dei divi di Hollywood, Nicolas Cage e Sharon Stone. Una breve pausa e poi il calciomercato delle siciliane. Prosegue il lavoro del Palermo in ritorno. Il tecnico Dionisi lavora sulla difesa. 4 sul mercato, si attende l'ufficialità per 3 nuovi innesti. Marco Gullà. Sudore, allenamenti e lavoro. Il Palermo prosegue la preparazione in quel di Livigno. Il tecnico rosanero Alessio Dionisi sta cominciando a lavorare sulla tattica, dedicandosi in prima persona alla fase difensiva. La certezza è la linea a 4, provata dall'inizio del ritiro. Si riparte dai 53 gol subiti nella scorsa stagione, troppi per una squadra che ambisce a traguardi importanti e quasi dagli stessi giocatori. Urge un cambiamento, un nuovo look. Intanto negli uomini, Nicolao e Pierozzi, in attesa di essere ufficializzati, dovranno dare un volto nuovo alla retroguardia. In avanti invece sta per arrivare Thomas Serri, poi si ripartirà da punti fermi come Filippo Ranocchia. Sì, sicuramente, come hai detto tu, ogni allenatore ha le sue richieste, sono differenti. Il mister, la prima cosa che ha chiesto in questo ritiro è soprattutto a livello caratteriale, quindi ha chiesto disponibilità, entusiasmo e propensione a fare quello che ci chiede. Poi le richieste tattiche, tecniche che chiederà, io come tutti gli altri saremo pronti ad eseguirle in campo. Andiamo alle cessioni. Soleri e Aurelio allo Spezia, Piacelli ormai è fatta con il Catanzaro. Il difensore Matteo Di Gennaro, dalla Carrarese il giovane portiere Tirelli fra i nuovi acquisti del Catania, che ha annunciato la risoluzione contrattuale con Michele Zeoli. Angelo Gagliano.
Tassello dopo tassello il Catania di Mimmo Toscano prende volto, il DS Faggiano lavora senza sosta e sono già 7 volti nuovi in casa rossoazzurra. Solo ieri sono arrivate le ufficialità di Di Tacchio, Di Gennaro e del giovane portiere Tirelli. Tutto questo mentre il direttore sportivo Faggiano continua a pressare il Vicenza per portare in rossoazzurro il centrocampista Nicola Dalmonte e il difensore Mario Ierardi, sui quali c'è parecchia concorrenza soprattutto di Juve Stabia ed Avellino. In attacco il sogno continua ad essere Simone Corazza. Mimmo Toscano lo conosce bene per averlo allenato, ma sull'attaccante ex Regina Cesena ci sono anche Benevento e Potenza. Lascia Catania direzione Casertana, Contec, e del Catania 2024-25 non farà parte Michele Zeoli, l'allenatore che nell'ultima travagliata stagione ha regalato la Coppa Italia e salvato il calcio professionistico ai piedi dell'Etna, non fa parte del nuovo progetto tecnico. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri. A Messina tutto fermo, trattativa per la cessione del club che solo nella prossima settimana può entrare nel vivo, ma i tempi per organizzare la società e costruire la squadra diventano sempre più stretti. Il ritiro sarebbe stato individuato, si dovrebbe svolgere inizialmente a Castelbuono. A Trapani è stata invece rinviata la firma sul contratto di Nermin Karic, centrocampista per problemi personali ha dovuto ritardare il rientro in Italia che avverrà nelle prossime ore e firmerà l'accordo che lo legherà al club Granata dopo l'esperienza al Benevento. Nella giornata di ieri è invece arrivata la firma di Pietro Ciotti, classe 99, difensore che arriva da Svincolato e ha sottoscritto un contratto biennale. Nell'ultima stagione in Serie D ha militato nella Vibonese, dove ha messo a segno 11 reti in 33 presenze complessive. È tutto per questa edizione del Mattino, vi ricordo la prossima alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.